Il PDL bellunese fa i conti con una situazione giorno dopo giorno più difficile. Il direttivo ha confermato il 16 dicembre quale data per le primarie che per il coordinatore provinciale Stefano Ghezze sono strumento indispensabile in questa fase di apatia della politica. Ma la situazione rischia di sfuggire di mano anche al pazientissimo responsabile provinciale. C'è chi la pazienza l'ha persa da tempo. Ogni giorno il partito cambia idea su qualsiasi decisione, possiamo aspettarci di tutto. Non credo però che gli elettori seguano questa linea assolutamente ondivaga e credo che le prossime elezioni saranno una sonora batosta e che ci meritiamo tutta. Credo di vivere su un altro pianeta rispetto a Silvio Berlusconi. Insomma, avevamo già una grandissima confusione nel centrodestra, oggi ce n'è di nuova. Credo che qualcuno a 70 rotti anni non si rassegni a avere un ruolo assolutamente secondario e debba per forza costruirsi un partitino sull'8%. Se questo è il futuro, siamo messi male. Se la prende anche con i colleghi del direttivo che mal digeriscono le primarie. Avanti con le primarie per il Premier, nessuna menzione sulle primarie provinciali perché qualcuno sostiene che noi non ce l'abbiamo nel DNA. Io credo di avere nel DNA la voglia di scegliere il mio premier ed anche il mio candidato deputato. Se qualcuno non ce l'ha nel DNA è un problema loro, io il DNA da suddito non ce l'ho. Lo stesso coordinatore provinciale Stefano Ghezze non esclude sorprese dell'ultima ora, comunque vada nelle prossime giornate sceglierà il comitato organizzativo per le primarie che tutti dicono di volere, ma pochi le vorrebbero veramente. A giudicare da quella che è la situazione e con il grandissimo casino che c'è nel centrodestra, dubito che esprimeremo un candidato che poi farà il premier. Mi interessa molto di più scegliere il deputato, cioè quel bellunese che ci rappresenterà poi a Roma.